Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, siamo su MotoGP 13. Vai ragazzi a Jerez, dopo c'è Le Mans, madonna. Le massime già sui maroni. Aeroplanino dall'America alla Spagna. Dai cazzo, dopo dobbiamo riscattare la prestazione vergognosa di Austin. Ok, allora, email. Obiettivo 10° posto, meno male. Ok. Twitterone, allora, Ascab. No, Axab, io non ho paura di dire che vedendo con che grinta stai lavorando a Jerez arriverà il risultato. Brad Pitt, la passione dei tifosi spagnoli, rende Jerez un appuntamento emozionante. Valentino Rossi appena finito di guardarmi l'ultima gara. Ragazzi, qualificazioni un po' così, diluvio a Jerez, dopo una sfiga incredibile, anche a piova, porca. Vai ragazzi, nel premio di Spagna, 19° posto in griglia, possiamo rimontare, ma il diluvio è incredibile anche in Spagna, veramente la sfiga continua ragazzi per il Comendone. È sempre più difficile con la pioggia. Dai Comendone, portiamola a casa. Portiamo a casa almeno un top 5, cazzo. Addirittura ho perso 2 posizioni, evviva, che bello, attenzione incidente per Escargot, maledetto Esca. Crea bagar. Vai per campi, vai che si gode. Che inizio difficile questo mondiale, in tempo MotoGP è dura ragazzi, si niente da fare. Sarà dura portare a casa il primo mondiale in MotoGP. Ma noi ci proviamo ragazzi, madonna che derapone, rischio come indiano. Vai, vai, vola, ciao Petruccino, De Pugnetta. Staccatona, vai tranquillo Comendone. Perché la mia moto è l'unica al mondo che diventa arancione subito, cazzo. Vai di remontata. Bravo. 13°, non basta ragazzi, non basta. Ecco l'autista, ciao autista. C'è la Barbera. Ecco la Barbera. La Berlusconina. Comandone bravissimo, sorpasso all'interno, delizioso. Come il culetto di una bella raga, come la Tori, come la nostra Tori. Deliziosa come Tori. Perché c'è Will Smith, siamo 10º comunque, molto bene. Ecco, già arancione, via! Ma perché solo la mia moto è già arancione? Ma perché? Smith si compagno di squadra, non rompere i maroni però, Dio santo. Giro record di Vale, grande Vale che è in prima posizione. Noi siamo 10º ragazzi, in difficoltà, non c'è niente da fare, non riusciamo a sfondare sta cazzo di categoria. Abbiamo solo la vittoria finora all'attivo e una pole, basta, questo è il risultato del Comendone dopo un anno, dopo una stagione di MotoGP. Questa è già la seconda ragazzi, dai Smith, speriamo almeno il nostro compagno Smith. Ciao Smith. C'è Nicolino, vai Nicolino. Non possiamo arrivare sempre noni, però c'è la moto tanto arancione acceso, porca miseria. Poi c'è Le Mans, gara tradizionalmente sfavorevole, quindi le cose non si mettono bene ragazzi. Le cose non si mettono bene per il Comendone. Dobbiamo superare Nicolino. Vai Smith, basta rompere i maroni però Dai Nicolino. La cagata di Nicolino, vogliamo il cagatone di Nicolino. Sta pioggia, non doveva rompere i maroni però. Ciao Nicolino, ok, 8° posto ma non basta. Non basta, che sono tutti là, gli altri possiamo ancora rimontare. Ma dobbiamo fare veramente un giro non da final lap come Diana, da final lap fenomenale, dai. Dai che c'è l'inominabile, adesso possiamo recuperare altre posizioni. Dai, crediamoci ragazzi. Giro record di Vale, 1.39.723, grande Vale. Sono tutti là, cazzo, sono tutti là, dai Comendone, dai. Giro record di Veneziano, intanto Veneziano risponde a Rossi, ma qua fa la sbavatura come indiana, non ci credo. Peccato, ma si arriva 8°, però non combino niente ragazzi. Dai, spingi sta moto della Chicco, dai.
almeno altre 2 posizioni, dai. Niente da fare, sono forti MotoGP. È una categoria difficile, ragazzi. Almeno in 3 anni, cazzo, non questo, almeno il prossimo di vincere il mondiale. La vedo dura, ragazzi, la vedo molto molto dura purtroppo. Corrono come dei leoni. Dai. Niente da fare. È stata anche una buona gara, però non super stupefacente. Dai. Non è finita, ragazzi. Devo fare il miracolo adesso. Dal miracolo di fare all'app Comendiano. Dai, Comendone, dai, rosicchiamo. Ho voglia di rosicchiare delle posizioni. Ah, che sfiga, mi bastava un altro giro. Dai, che forse ne recuperiamo almeno una. Niente da fare. 9° posto, 8° posto. Cazzo, meritavo qualcosa di più, però. Che sfiga. Non benissimo, ragazzi. Non sono soddisfatto. Tutto era lì. Gran bel risultato. L'inominabile. Niente ti fa divertire come testa a testa con Veneziano. Mica Achille Caglione. Ottimo 8° posto. No, invece non sono per niente contento, ragazzi. Team manager. Grande piazzamento. Zoccoletta personale, gran risultato. Ok, adesso andiamo alle mass, gara tradizionalmente sfavorevolissima, mamma mia. Qua devo inventarmi un capolavoro, ragazzi. Dopo c'è il Mugello lo voglio vincere invece in casa. Monster Energy Grand Prix de France. Ok. Dai, Comendone, porca puttana, tira fuori i coglioni in Francia. Email, allora, Twitterone. Irina Lab, sono sicuro che alle Mans farei bene. Vai Comenda, Alvaro Bautista all'Autista. Questo weekend dobbiamo fare bene e dare il massimo. Dani Pedrosino, arrivato oggi alle Mans. Qui sono abituati alle velocità e ai motori. Email, team manager, obiettivo 10° posto. Zoccoletta personale, possiamo lo sapere che la moto è buona, siamo alle Mans. Dai, cazzo, dai. Per cortesia, vuole una bella prestazione. È che dura, ragazzi, poco tempo per provare nelle gare non favorevoli, questo è il problema grosso. Occhio, mamma mia, scusa di danneggiare la moto. Bravo, come dona una sportellata di pugnette, si gode, siamo già al 9° posto. E che cazzo, per una volta che come dona un po' di fortuna. Bravo, come... Cosa si è inventato Venezianone? Cosa si è inventato? Siamo già terzi. Adesso ti prego, quando ne stai calmo, che alle Mans il miglior piazzamento è un 99° posto. Siamo secondi, ragazzi, davanti c'è solo Pedrosino. Brina, Occhio. Mamma mia che sofferenza. Sì, questa è una sofferenza, ragazzi, mi dispiace, ma è una sofferenza. Siamo primi in maniera miracolosa. Dobbiamo ritenere anche un po' le gomme, chiaramente. Primo giro completato per il talentino veneziano. Primo giro completato. Che bello vedere la scritta bene al primo posto. Vediamo ste cazzo di gomme. Giro record per il veneziano intanto. Mamma mia, cosa sta combinando il Comendone? Cosa sta combinando il Comendone alle Mans? Dai che voglio la prestazione francese. Voglio la vittoria francese, a sto punto la voglio. Sì, non così però, non così, grazie. Devo stare concentrato, devo pensare alla mia toria, a tutti voi ragazzi, con il vostro suppo. Silenzio, cazzo, cosa ho rischiato, porca puttana! Cosa ho rischiato la moto arancione, chiaramente, basta un colpo e la moto arancione, ho troppa paura. Ho paura, eccoli qua che mi hanno superato. Ho troppa paura, ragazzi, non ci posso fare niente. Ho troppa paura di sbagliare in una gara non favorevole, così. Porca, mi mangio sempre le gare per questo problema. Attenzione, bella questa, ne ho superato i 3 in un colpo solo all'esterno. Che Comendone però. Occhio veneziano, prima ho rischiato, ragazzi. Veramente una cosa incredibile. Occhio a Pedrosino, maledetto Pedrosino, rompetemi il cavolo. Ma questi qua non cadono mai, cazzo. Ok, e la gomma è ancora perfetta. Stiamo guardando bene stavolta.
Final lap come gara, final lap come gara. Dai veneziano, ne tira fuori la prestazione della vita. Dai, qua Le Mans che non ho mai fatto... No, 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 no. Mamma mia cosa ho rischiato. Mamma mia, mamma mia. Deve finire sta gara, Pedrosa qua fa una bella curva. Bravo Pedrosa. Fino a sono stato davanti al giro 1, il giro 2, il giro 3 chiaramente no. Adesso scommetto i coglioni, ma porca mignotta. Ho troppo timore ancora, non mi sento sicuro in MotoGP, c'è poco da fare. Dai cazzo, il podio me lo merito, porca mignotta. Buono, la moto è sempre arancione, incidente per Pesek. Cazzo, mi sto inculando la vittoria, d'altronde alle Mans, è un miracolo essere terzi, fioi. È già un miracolo. Ciao Rossi. Pedrosina però mi sembra, Pedrosina. Mi sembra imbattibile adesso questo terzo giro, quest'ultimo giro lo sto veramente tirando al massimo. Dai Rossi, tu hai già vinto tanto in carriera, lascia di vincere un po' il comandone. No, no Rossi no, però non mi puoi buttare fuori così. No, no, l'ha cagata alla fine, no, l'ha cagata alla fine, no. Bravo. No. Oh mio Dio, almeno terzo posto. Terzo posto, madonna che sofferenza. Alle Mans, non che credo cosa è successo alla fine. Va bene così. Cazzo, un podio, porca miseria, team manager, grande piazzamento. Dai cavolo, un bel risultato alle Mans, porca puttana, ci voleva questo per un po' di morale. Twitterone, allora Valentino non si è visto il duello con Veneziano, a me no. Vino. Grande terzo posto alle Mans, quando si serve i numeri, Jorge Lorenzo magnifico, bella battaglia in pista con Veneziano. Ma non rompetemi le palle. Allora, quotidiani, Pedrosa di Francia, bottino pieno per Vino e Salmone. De Veneziano non lo caga nessuno, fanculo. Calendario, in casa vale la vittoria ragazzi, non mi interessa niente. Oh, e con il nostro furgoncino Gran Premio d'Italia Team. Round 5. Dai comandone, portala a casa. Portala a casa. Allora, email. Obiettivo ottavo posto. Zoccoletta personale, ok. Twitterone. Allora, Alejandro Diaz, buona fortuna a te e a tutta la squadra per il Mugello. Bautista l'autista, ragazzi, ho passato tutta la settimana ad allenarmi. Marquez, il Mugello è in assoluto uno dei circuiti più belli, concordo. E andiamo a dominare. Ragazzi, qualificazioni un po' così, come al solito, quindi vabbè, però per la gara sono tranquillissimo, perché ho tutte le possibilità di recuperare. Come sapete ragazzi, in qualifica 1 su 1.000.000, cioè non mi prego di casa, 23esimo posto, dai, per i fans, per i tifosi, per le zoccolette, per Tole, per le sue amiche. Voglio una grande prestazione, voglio il gnocca party con Tole e le sue amiche. Dai cazzo, dai. Adesso concentrazione ragazzi, questa gara non posso commentare troppo perché non posso fallire anche questa ragazzi. È troppo difficilissimo commentare, lo sapete, di giocare a MotoGP. Ancora ultimo ragazzi. 19esimo. Vogliamo la rimonta grande. Dai, che io prima di casa voglio fare bene, cazzo. Mamma mia che rischio, Joypad ha vibrato come un vibratore. Bravo, dai. Ciao, però, ciao, scarico. Ciao Smith. Decimi proprio il primo giro, molto bene. Dai,
concentration, sì, ho bisogno del vostro supporto ragazzi, morale, dai, per quello fisico c'è sempre Tori. C'è Nicolino e Bautista, giro record di Marquez intanto, però non guardiamo queste cose, se no mi deconcentro, vai. Voglio fare la grande prestazione in casa, dai. Dai, comandone. Mamma mia, che rischiate in questo momento. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Quindi stiamo guidando alla grande adesso. Innominabile, se c'è vizioso. Ciao vizioso, se c'è Brad Pitt. No, vizioso mi ha tagliato praticamente la strada, maledetto figlio di puttana di merda. Non basta il settimo posto però. Ma l'innominabile, sì, però non è possibile, che culo qua ho avuto, però non posso, mi culo così, ti sposti, cazzo, vedi che era lento, madonna. Ok, ciao Dovi. Sesto posto non basta però. Ancora settimo, Dovizioso deve rompere i coglioni, cioè non c'è niente da fare. Questa gente non può andare a fare in culo, no, non è un'opzione. Giro record di Pedrosino. Bravo. Però la sorpresa all'esterno, porca puttana, ancora Brad, Valentino Rossi giro record intanto. Da fare, se va bene arrivo quinto e non basta purtroppo. Almeno ci ho messo il cuore però, cazzo. Devo sempre fare qualcosa per queste qualifiche, da 30 anni che lo dico, però devo fare qualcosa perché non è possibile andare avanti così, cioè. Dai, almeno quinti però, Brad, ma ti gana una moto di merda, sta a spangare i coglioni, le cionde merda. Guarda, caduta. Era un buon sesto posto, anzi quinto posto, te lo fa la caduta di merda. Sempre all'ultimo giro. Incidente per Smith, non me ne frega un cazzo, tutti a cagare. Silenzio stampa come indiano, ragazzi. Silenzio stampa come indiano. Non prendo neanche l'obiettivo di scuderia. Ti stanno per i maroni, almeno non ho posto. Mamma mia che ho rischiato anche di cadere. Niente ragazzi, ho perso 4 posizioni perché sono un coglione ufficiale. Cagata. Vaffanculo, sono incazzato nero, madonna, ma che schifo, risultato deludente. Che cazzo sono, cazzo volete. Mamma mia. Interesse team. Ma non mi interessa, io voglio queste 3 qua, voglio andare con Valentino Rossi, mi interessa. 1,2 milioni, dai, siamo qui vicini. Allora, Nicolino Adi, gare combattute, vaffanculo. Principessa Sissi, ciao principessa Sissi, può capitare in alcune gare, vaffanculo. L'autista, gara impegnativa oggi, vabbè, lasciamo perdere, silenzio stampa come indiano, vediamo la classifica, andiamo a casa. Mi sono abbastanza di coglioni. 8° posto, 50 punti dal primo, vabbè, siamo ancora là, però proviamo le prossime 3 gare. Catalogna, Assen, Saxari, ecco, voglio il triplettone come indiano, 3 vittorie consecutive. Raga, un saluto del comandante veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.